abbiamo investito e messo a cantiere i 377 milioni della prima tranche, una delle tre che lo Stato ci ha dato per ristorare i danni. Poi ci sono due grandi opere, il lago di Alleghe e i Serrei di Sottoguda, che li faremo più belli di prima. Sono i due interventi simbolo del post Vaia, 8 milioni di euro per il lago di Alleghe, 8 milioni 700 mila euro per i Serrai di Sottoguda distrutti dalla tempesta di quasi un anno fa. Il Veneto è partito con la ricostruzione, 1746 le opere a cantiere ed ora si è pronti per avviare i due interventi simbolo. Il lago di Alleghe, parliamo, ripeto, di 500.000 metri cubi di materiale che deve essere rimosso, e quindi vuol dire montagne di terreno, di arbusti, di ghiaia, insomma, di tutto quello che la natura ha voluto far scendere a valle. Si procederà con il ripristino morfologico del lago e del cordevole, ricostruendo la pista ciclabile e consolidando la sponda destra del torrente, chiusura lavori entro il 2022. Sui Serrai voleva un ambiente che, da come lo conoscevamo prima, con la sua strada, i suoi percorsi, la capacità di poter fare bicicletta, il treno che passava, l'ice climbing, eccetera, niente, zero, è tutto sparito. Per sistemare tanta devastazione servono quasi 9 milioni di euro, le opere verranno appaltate nel 2020, ma i primi lavori sono già partiti. Entro il prossimo mese si entrerà fino alla Madonnina, che è una grotta molto particolare all'entrata dei Serrai, quindi i primi 200 metri saranno di nuovo percorribili. Questo è stato per dare un segnale che si sta lavorando e per far andare anche il turista a vedere che cosa è successo un po' più da vicino. Di certo non è cosa semplice, considerando la devastazione senza precedenti causata da Vaia sulla montagna veneta, ma il governatore assicura. Direi che già a fine 2020 iniziamo a vedere l'80% delle opere già sistemate. La tabella di marcia è stata rispettata, ribadisce l'assessore Bottaccin. Sento che tante regioni stanno chiedendo proroghe, pur avendo avuto molti meno danni rispetto a noi e avendo quindi meno soldi da impegnare, noi ci siamo riusciti e questo ancora una volta fa capire che il Veneto l'autonomia se la merita fino in fondo. Allora buonasera, ben ritrovati, ricomincia la settimana di approfondimenti anche con 20 e 10, ne approfittiamo tra l'altro per ringraziarvi l'edizione straordinaria di ieri di Antena 3, avete visto quanti telespettatori ha raccolto nel seguire l'arrivo del nuovo vescovo Tomasi, vescovo di Treviso. Questa sera c'è l'uomo della salvezza, l'uomo delle emergenze. Saluto e ringrazio l'assessore Giampaolo Bottaccin, buonasera, ben trovato. Buonasera, grazie dell'invito. Responsabile ambiente e protezione civile della Regione Veneto. Allora, ingegnere, stiamo preparando ovviamente il ricordo di quello che insieme abbiamo fatto un anno fa circa, quindi a fine mese proporremo ai telespettatori delle nostre emittenti cosa è stato Vaia e soprattutto come è stato originato, cosa è successo, cosa facemmo allora insieme ai nostri telespettatori, insieme a voi, a lei in particolar modo, per allertare la popolazione, eccetera. Quindi sarà un documentario, però lei ci ha battuto sul tempo. Ha visto che titolo abbiamo fatto? Vaia un anno dopo diventa un romanzo. Abbiamo titolato bene? Cosa ha fatto? Ma ho scritto un libro e lo diciamo qua questa sera per la prima volta in assoluto. Oh, un'anteprima. Il testo non è, infatti non l'ho portato perché è in stampa, non è ancora stato stampato, uscirà a breve. Che titolo ha pensato? I giorni di Vaia. Molto semplice, è una specie di diario che racconta gli eventi che ci sono stati in quei giorni, quindi, anzi comincia qualche giorno prima, comincia con l'incendio dei Taibon, no? Certo. Che avete seguito anche in diretta, e racconta un po' tutto quello che è successo dal mio punto di vista, come l'ho vissuta io. C'è la presentazione naturalmente del Presidente Luca Zaia, del Presidente della Regione, e c'è anche la presentazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile Borrelli. Che venne qui in quei giorni. Definì lo scenario apocalittico, lo ribadisce nella sua presentazione, e sottolinea anche il fatto che è un libro che non è per addetti ai lavori, non è una cosa tecnica, noiosa. Diciamo romanzo, no? In qualche modo, un diario. Sì, ecco, io ho cercato anche
di, come dire, semplificare alcuni concetti, scrivendo anche delle cose che non sono perfettamente corrette, ma così per coinvolgere e per trasferire più che altro emozioni, per trasferire informazioni ed emozioni a quelli che non sono addetti ai lavori, ma per sapere cosa sta dietro alla macchina dei soccorsi quando c'è un'emergenza. Allora, però lei già è ingegnere, per di più è di Belluno, quindi è una persona che difficilmente fa trasparire le proprie emozioni, no? E quindi... Ma chi guardava Antena 3 o Rete Veneta in quelle giornate, no? Perché la prima cosa che ho chiesto è se ha citato ovviamente il lavoro che facemmo in onda. Ho citato non solo le emittenti, ho fatto anche un confronto con le emittenti nazionali, no? Che i primi giorni si erano dimenticati di quello che era successo nel nostro territorio purtroppo, ma poi insomma sono arrivati di rincorsa, ma sono arrivati anche loro. Ecco, ho citato quello che abbiamo fatto, cioè che venivo qui la sera, e quindi è proprio descritto. Ma qualcuno mi ha detto, quando ti vedevo in TV mi davi comunque l'impressione di avere la cosa sotto controllo. Certo, rassicurante in qualche maniera. In qualche maniera rassicurante. Devo dire che insomma alcune decisioni sono state piuttosto complicate da far tremare i polsi, che ricopre un ruolo, io credo che debba cercare di trasferire rassicurazione, soprattutto in un momento così complicato, complesso, devastante. Ci abbiamo provato. Poi, ripeto, all'interno del libro ci sono anche delle volute provocazioni, no, su alcune tematiche di carattere ambientale, insomma, scrivo le complicazioni di questo paese, no, la burocrazia, cosa vuol dire, sì, con esempi concreti. Intende, cose che dicevamo più volte anche con lei qui, per esempio gli alberi negli alvei dei fiumi. Gli alberi no? Questa è una, ma anche la fase della ricostruzione. Non è poi così semplice, perché quando c'è un'emergenza, no? Qualcuno magari non ci pensa, ma il sasso che esce dal corso d'acqua, finché è nel corso d'acqua sta lì, sta bene, non fa male a nessuno e nessuno dice nulla. Se quel sasso esce e va sulla strada, diventa un rifiuto speciale, è pericolosissimo, va trattato come tale, va caratterizzato per vedere che non ci siano cose strane. È un sasso, un macigno ovviamente, però è una pietra. Il paradosso è che diventa un prima era speciale. Lì, dopo diventa un rifiuto speciale, va trattato come tale, portato in discarica, eccetera. Allora poi i cittadini ogni tanto dicono, caspita, ma ci mettete tanto a fare le cose, anche dopo l'emergenza, no? 1700 cantieri facciamo partire nell'arco del 2019, sono tanti, per ognuno di essi dietro c'è l'affidamento della progettazione, la gara, l'appalto, eventuali ricorsi dell'impresa che non vince, che ti fa ricorso, insomma la situazione è complicata dal punto di vista burocratico. Ecco, all'interno di questo contesto tu devi gestire un'emergenza, devi gestire una situazione in cui hai cittadini che sono senza luce, lo ricordiamo, no? Velocemente, 166.000 utenze, senza acqua, acquedotti divelti, abbiamo visto le immagini, no? Nei serrani sotto Guda passava l'acquedotto che garantiva l'acqua al paese che sta sotto, non c'era più niente, non c'era la strada, non c'era... Ecco, tu devi un lavoro garantire... che avrebbe reso necessario un impiego di 2 anni, no? Si ricorda, era per ricostruirlo, invece fu ricostruito in... Guarda, allora, ci eravamo dati 40 giorni, è stato ricostruito in 23 giorni, facendo lavorare in parallelo 6 imprese, giorno e notte. Ma stiamo parlando di una situazione complicata, siamo in quota, quindi di notte si rischiava che andasse sotto zero, e lo scavo è stato fatto anche in galleria, perché c'è un tratto di strada che corre in galleria, è stato attraversato, si è passati sopra i serrai questa volta, su un ponte che è alto più di 100 metri, insomma con complicazioni molto molto grandi. In 23 giorni è stato fatto, vuol dire che il problema non è fare le cose, è fare tutto quello che sta a monte, cioè le gare, gli appalti, i bandi, eccetera. In una situazione, proprio nel momento della massima emergenza, sono consentite delle deroghe, ecco perché si fanno le cose in velocità. Poi questo dipende anche dagli amministratori locali, perché io mi rendo conto, i primi giorni quando si andava là erano terrorizzati, dicevano ma io posso fare questa cosa, posso chiamare l'impresa? Sì, lo puoi fare perché è consentito da legge nel momento di massima emergenza se c'è un rischio immediato, però mi metto nei panni dei sindaci che sono terrorizzati perché dicono poi mi arriva la procura, mi arriva la Corte dei Conti, non so come muovermi, e quindi da una parte erano i cittadini con le loro esigenze di necessità proprio minime di sopravvivenza, e dall'altra la preoccupazione e il terrore di prendere una decisione sbagliata per poi pagare le conseguenze negli anni. Io cito sempre, insomma, Scapolani mi ha detto che me lo consente, il Scapol, il presidente della Proloco di Refrontola, e questo è un esempio eclatante, certo, no? Ci mette un attimo a finire nei guai. Sì.
per una situazione che sfuggiva al tuo controllo effettivamente. Ovviamente io massimo rispetto, ci sono state 4 vittime a Refrontolo, quindi massimo rispetto, è giusto che se qualcuno ha sbagliato paghi, però si è finito in mezzo anche il presidente di una Proloco che non ha fatto nulla se non prestare il capannone della sagra che aveva montato una settimana prima a un gruppo di amici. Ecco, queste preoccupazioni che sono mie frenano e che sono state anche dei sindaci, le ho cercato di trasferire lì dentro, come anche ho cercato di trasferire il sentimento dei veneti, cioè lo spirito di solidarietà innato che c'è nei veneti, non solo in chi indossa la divisa da soccorritore, da volontario di protezione civile, ma proprio i cittadini, no? Che correvano a dare una mano al vicino di casa che aveva la cantina allagata, o i cittadini stessi che si tiravano sulle maniche prima ancora di aspettare che qualcuno andasse ad aiutarli. Ma cito persone anziane, cito insomma qualche aneddoto interessante di cui magari abbiamo parlato anche nei nostri collegamenti o nelle trasmissioni quando sono stato ospite, ma che volevo rimanessero scritte, perché è giusto che rimanga una fotografia di quello che e poi insomma, abbiamo vissuto delle cose incredibili, persone che ci scrivevano dalla Spagna perché sapevano che noi eravamo costantemente in diretta, chi ci ha scritto da Bruxelles, e le cito 2 casi, la signora isolata, la figlia da Bruxelles ci scrisse ed era isolata ad Agordo, mi pare, nell'Agordino, no, più che altro, ed era una signora anziana. Dalla Spagna iscrisse un'amica che vive in Spagna, che era la figlia della signora che abitava a Mas di Sedico, dove credo di cui lei abbia scelto l'immagine, è vero? Per il libro? La copertina del libro riproduce appunto l'immagine a fianco di quella rimasta su, diciamo, di quella che invece è crollata nel Cordevole, che è una cosa incredibile. E lei ha scelto quell'immagine lì? Ho scelto quell'immagine, abbiamo viste tante, spesso si usa quella dei boschi, esatto, quella degli alberi. No, io ho scelto quell'immagine lì come copertina, che è stata, come dire, il primo impatto, non di immagine, ma impatto forte che ho avuto quando nella nostra sala operativa improvvisamente la portata del Cordevole si è azzerata. Improvvisamente, cosa sta succedendo? E ci siamo collegati immediatamente con la prefettura, o meglio con la sala operativa di Belluno, ci hanno detto è crollato un edificio, stanno evacuando le case lì attorno, e quindi abbiamo capito che c'era la motivazione, lo strumento non c'era più. Per fortuna non c'era nessuno in quell'edificio. Per fortuna, sì, erano ex uffici di un'azienda che è chiusa, per fortuna. Ecco, diciamo che io ho cercato di inserire tutti questi aspetti che sono più, come dire, testimonianze anche di persone che hanno voluto, come dire, trasmettermi una serie di sentimenti più che informazioni secche. Io spero che sia una lettura piacevole. Volevo e lo dovevo anche ai volontari di protezione civile. Quando sono arrivato in regione 4 anni e mezzo fa, sapevo chi erano perché avevo avuto esperienze anche in passato, e sapevo quello che contano, quello che valgono, che si fanno ben volere anche quando vanno nelle emergenze fuori dai confini del Veneto, però volevo che ci fosse un riconoscimento, il riconoscimento che si meritano, che non era ancora così forte al di fuori dei confini del Veneto. Ci è voluta Vaia, però insomma... Questo libro avrà diffusione nazionale perché... Noi lo distribuiamo nelle librerie, poi dopo ovviamente vediamo se qualcuno lo prende o no. Vabbè, certo, però la distribuzione, diciamo, quella c'è, ma sicuramente perché facciamo un grande in bocca al lupo, ovviamente un augurio, anche perché questo è importante e che si racconti come diceva lei. E possiamo raccontare uno degli aneddoti? È vero che Zaia, quando chiama lei, si preoccupa sempre? Sì, è vero, lo fai più spesso, così almeno si rasserena. In quei giorni là ci sentivamo, o eravamo insieme, quindi oppure ci sentivamo costantemente, e quando magari io ero in Agordino che il telefono non prendeva, quando uscivo dalla vallata trovavo tutte le sue chiamate, perché lui vuole sempre, giustamente, correttamente, essere informato su quello che succede nel Veneto. Siccome io i canali diretti con l'operatività lo informo anche, non solo durante l'emergenza Vaia, quando succede qualcosa di particolare lo informo tempestivamente, e lui dice sono terrorizzato quando vedo i tuoi messaggi, perché vuol dire che è successo qualcosa. Allora ogni tanto gli mando qualche messaggio più soft, in modo che non pensi sempre che ci sia... Senta, poi le chiedo qualche altro aneddoto, qualcosa che non sappiamo e che lei racconta in questo diario, ma un'altra è, considerati questi 4 anni e mezzo che lei citava, e considerato quello che anche la nostra regione ha vissuto e le emergenze,
Ci preoccupiamo perché se dovesse arrivare, insomma, l'ha visto, no? Anche dagli esperti, dovesse arrivare qualcosa anche di molto più piccolo rispetto a Vaia, il territorio sarebbe in difficoltà. È vero questo, poi ci dirà lei la sua. Le piacerebbe occuparsi ancora di protezione civile? Ma guarda, la protezione civile è un mondo affascinante. È ovvio che bisogna... Ha capito cosa le ho chiesto, no? Perché l'anno prossimo ci sono le elezioni. Bisogna esserci fatti perché è impegnativo, sabati, domeniche, notti, giorni. Tra l'altro io lo vivo sul campo, l'avete visto voi, siete buoni testimoni. Quando succede un'emergenza di un certo rilievo io vado sul posto. Mi hanno insegnato così, ma da sempre. Il Presidente vedo che apprezza questo fatto e dice no, perché se sei là ti rendi conto, se no non ti rendi conto, ed è vero, e quindi diventa un impegno importante. Cioè, adesso mi arriva la telefonata, prendi e vai, cioè, non hai orari, non hai libertà, non hai ferie. È giusto dire anche questo, ed è un impegno notevole, però è un mondo affascinante che, cioè, io invito tutti quanti ad avvicinarsi a questo mondo perché è veramente affascinante, ti chiede molto ma ti dà anche molto. L'ambiente è un altro settore molto complesso, per me meno affascinante, nel senso che ti coinvolge meno, è molto complicato. E io mi ricordo il giorno in cui il Presidente Zaia mi ha assegnato la delega, era una mattina al Balbi e lui, come sempre in maniera molto schematica ma determinata, ti assegna la delega e ti dà l'obiettivo, no? Allora mi ha detto tu devi mettere in sicurezza il Veneto, sì, detta così sembra una cosa semplice. Dice mi servirebbero quei 2 miliardi di cui però ha parlato molto nel piano dal Paus. Sì, poi i miliardi sono più di 2, sono 2,7, però abbiamo avviato cantieri per centinaia e centinaia di milioni che sono serviti ad evitare un impatto ben maggiore, ma non solo il cantiere fisico, anche le previsioni meteo sono state fondamentali. Se noi non avessimo investito in previsioni, voi immaginate cosa sarebbe successo quella sera con tutti gli operai della Luxottica, diciamo, sì, magari, in giro certo, per strada, certo. In Agordino, insomma, se pensate quanti operai di Luxottica, cito Luxottica per l'azienda più grande, insomma, tutti in giro per strada, sarebbe stato ben più grave la situazione. Per cui si è investito su tutto, si è investito su quello che io chiamo il sistema di protezione civile, in opere di previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza, il post emergenza, insomma abbiamo avviato 1700 cantieri, non uno, quindi una complicazione non facile. Credo che insomma abbiamo dato una dimostrazione di farcela. Mi ha colpito una cosa, adesso andiamo in pubblicità, che ha detto Zaia in una di queste ultime interviste, che anche il turismo dell'orrore, no? lo definiva così, è servito. Cioè in quei giorni eravamo molto preoccupati che le persone andassero a vedere, cercavamo di ricordare non fatelo perché comunque è pericoloso, andate a intralciare. Poi in qualche maniera però è servito. Adesso ci arriviamo, così ci racconta anche qualche altro aneddoto dei giorni di Vaia, il diario, il romanzo dell'assessore Bottacino al lavoro in quei giorni. A tra pochissimo. Ghana. La portata massima del Piave nel tratto terminale, quello tra Ponte di Piave nel Trevigiano e la sua foce in Adriatico. È la domanda a cui dovrà rispondere il piano di studio avviato da Regione Veneto e autorità di bacino delle Alpi orientali per dotare il fiume, che con la tempesta Vaia rischiò una devastante esondazione, del suo primo bacino di laminazione. Un anno fa l'Alveo riuscì a contenere 2500 metri cubi al secondo. L'obiettivo è quello di fare in modo di capire quanta ne possa passare in più con dei lavori di ricalibratura dell'alveo o di leggero innalzamento degli argini, e questo ci consentirà anche di sapere se e soprattutto quanti interventi a monte saranno necessari per trattenere i colmi di piena sul Piave. Stiamo facendo dei ragionamenti sulle grave di Ciano, però abbiamo la necessità di capire prima precisamente quanto sarà la portata massima transitabile sul tratto terminale. Un bacino di laminazione da 30-35 milioni di metri cubi per il quale la Regione ha ottenuto solo a fine 2018 i fondi necessari. Un fiume con le caratteristiche di un torrente, il Piave, la pendenza e il letto ghiaioso fanno sì che l'emergenza dovuta ad abbondanti piogge in montagna si scateni in 10-12 ore al massimo, e nessuno è in grado di dire quando un evento come Vaia si ripeterà. Anche per questo
Oltre a pianificare la futura manutenzione dell'alveo, la sua pulizia, la rimozione degli alberi, vanno istruiti anche i cittadini, residenti in Golena e non, sui corretti comportamenti da tenere in caso di necessità. Dobbiamo prepararci, essere preparati, perché un corso d'acqua di questo tipo, con la velocità dell'acqua che può assumere, con le capacità temporali di manifestarsi in queste condizioni, induce a richiedere una preparazione in tutto questo. Allora, torniamo in diretta con l'assessore Bottacin, stiamo discutendo il suo diario di Vaia di quei giorni. Cosa ha raccontato che non abbiamo mai detto? Non me lo ricordo precisamente perché abbiamo raccontato tante cose, però ci sono delle cose che forse non ho raccontato in TV. Personali intende? Ma a me, io ho sottolineato un racconto che mi ha fatto un volontario della Protezione Civile, era martedì, quindi il giorno dopo della serata quella di Taibon, drammatica che ha investito l'Alto Agordino, e questi due volontari sono stati della squadra sanitaria dell'Associazione Nazionale Alpini, sono stati invitati ad andare in un paesino dove c'era una signora anziana sola che non si sapeva se stava bene, se stava male, perché era irraggiungibile quel paesino, e il sindaco era preoccupatissimo, e questi sono partiti nel pomeriggio a piedi, perché non c'era altro sistema per raggiungerla, e sono arrivati in quel posto lì, hanno bussato, ha aperto la signora li ha abbracciati, si è messa a piangere, e ha detto: io non pensavo ci fosse qualcuno che stava pensando a me. Allora loro sono entrati e hanno detto: signora, sta bene, si sente bene, avevano portato qualche medicinale, perché insomma può sempre accadere, e un po' d'acqua, hanno dato l'acqua alla signora, e la signora ha detto: guardate, fatemi solo un favore, state qua un quarto d'ora con me. Loro si sono seduti sul divano, la signora è sparita e poi è riapparsa dopo 5 minuti con il caffè. Cioè, quella signora, con l'acqua che i volontari avevano portato, la prima cosa che ha fatto il caffè per loro, ha pensato agli altri. Questo è lo spirito di solidarietà che è innato nei Veneti. Ma così poi anche la signora che ho visto a Roccapietre, o il papà che chiedeva informazioni. Che fece tutti i 20 e passa chilometri a piedi, se lo ricorda, quello che non sapeva della figlia. Che aveva portato la moglie in ospedale ad Agordo, che doveva partorire, e poi non sapeva più nulla, e chiedeva al sindaco, sindaco, ecco, insomma ci sono tutta una serie di aneddoti proprio che danno l'idea di quello che vuol dire vivere sul campo in un'emergenza, e qualsiasi tipo di domanda che viene posta al sindaco, che è l'autorità locale di protezione civile, che fa quello che può, ovviamente. A proposito, sul fronte energia elettrica perdiamo un presidio a Ponte nelle Alpi che è fondamentale per la zona? Ci auguriamo proprio di no. Cosa succede lì? Succede che noi in Italia abbiamo 5 attualmente presidi che governano le centrali idroelettriche, e quindi anche i livelli delle dighe, dei laghi. Uno di questi, l'unico che è in Veneto, l'unico del nord-est per la verità, è a Ponte nelle Alpi. L'Enel ha previsto una riorganizzazione, da 5 li vuole ridurre a 3. Non si sa, almeno io non so, quale sia l'ipotesi di chiusura. Sono stato contattato da alcuni dipendenti e mi hanno detto: guarda che uno dei 2 che chiudono è quello di Polpet. Io scrissi ancora a primavera all'amministratore delegato di Enel e dissi: occhio, perché quel presidio fisico, io sono stato, mi hanno fatto entrare, ci sono tutti i monitor, si vedono i livelli, le portate eccetera. È importante perché noi abbiamo fatto delle operazioni di gestione delle portate proprio attraverso Enel. Esatto. Abbiamo salvato il ponte di Bassano, per dire, anche questo c'è scritto nel libro, no? Perché quando nel pomeriggio della domenica ha smesso di piovere, abbiamo chiesto a Enel di svuotare il più possibile il lago del Corlo, in modo tale che poi, quando il lunedì ha cominciato a piovere forte, una parte dell'acqua è servita a riempire il lago e ha evitato di andare tutto in Brenta per non travolgere il ponte di Bassano, che è in fase di restauro, quindi già precario di suo. Per cui il presidio territoriale di gestione delle dighe, dei livelli dei laghi è importantissimo. Perché poi dove andrebbe? Cioè andrebbe centralizzato, spostato altrove? Parlavano appunto che sia gente competente del territorio che conosce... Sì, ma se viene portato, come è questa ipotesi, in centro Italia,
diventa difficile pensare che dal centro Italia, ma anche come interlocuzione con noi, no? La regione, il presidente di regione è autorità di protezione civile. È chiaro che da qui a parlare con le Marche diventa più complicato in quelle fasi là. Quando noi abbiamo attivato un'unità di crisi abbiamo chiamato anche Enel, che era presente e sarà operativa con noi. Si ricorda quanti generatori erano? 1800. 1800, un numero impressionante. 1800, da quelli piccoli fino a quelli grandi, trasportati con gli elicotteri dell'esercito, perché non era possibile con i camion, perché sotto Agordo la strada era non interrotta, ma non si poteva passare con portate superiori ai 200 quintali, quindi abbiamo utilizzato l'elicottero dell'esercito per portare i generatori più grossi in Agordino. Quindi come mai il turismo dell'orrore in qualche maniera si è rigirato in positivo? Anche di questo parlo nel libro. È una pratica che non mi piace per nulla, quella di andare lì e fotografarsi nello scenario di un cataclisma, ma anche di un incidente stradale o cose di questo tipo. Per me è una delle cose peggiori che si possa fare. Durante l'emergenza ostacola soprattutto i soccorritori, quindi è proprio una cosa. Io avevo parlato col prefetto di Belluno, ho detto: dai disposizioni alle forze dell'ordine e all'esercito di presidiare, passano i soccorritori, i residenti o chi c'ha la casa, punto, non passa nessuno perché sennò ostacolano tutti. Poi, finita l'emergenza, la curiosità di andare a vedere gli alberi abbattuti, andiamo a vedere cosa è successo là, ha fatto sì che ci sia stato un incremento delle presenze. Anche il sindaco di Alleghe la settimana scorsa lo diceva, abbiamo avuto gli alberghi pieni. Allora, questo è un aspetto positivo. C'è da dire una cosa però, che dal presidente della giunta regionale all'assessore Caner, anche a vari ministri che sono stati sul posto, l'hanno sempre detto: quando venite ad aiutare. Quando è passata la fase emergenziale, venite ad aiutare, perché questo territorio ha bisogno di rinascere. Non si chiede chissà cosa, non si chiede l'aiuto economico, ma se già uno viene a fare le ferie qui anziché da un'altra parte, fa girare un po' di economia e aiuta quelli che sono stati danneggiati, gli albergatori, i camerieri che lavorano lì, eccetera, eccetera. Allora, non ho ricordato, noi poi tra 40 minuti circa abbiamo Ring come ogni lunedì, e questa sera cominciamo inevitabile dal dramma dei 2 agenti di polizia uccisi. Avremo un collegamento con un collega degli 2 agenti da Trieste, quindi oggi Salvini è stato a Trieste, no? Quindi, le volevo chiedere però in chiusura, torniamo al suo racconto, e vi ricordo che a fine mese ci sarà un nostro documentario nel quale vedremo anche Giampaolo Bottacino al lavoro in quei giorni. Poi quando ha fisicamente il libro ce lo fa vedere almeno, no? Lo vediamo. Volentieri, io appena ho il questo, io manderò il primo messaggio, lo manderò a voi. Anticipare, ma abbiamo anticipato un po' troppo, non abbiamo anche il libro. Avete anticipato un po' troppo, comunque il testo è stato scritto, ci sono già le prefazioni, è tutto impaginato, tutto quanto in fase di stampa. Quindi oggi qual è l'emergenza? Perché abbiamo detto, dovesse esserci un evento anche molto più piccolo rispetto a Baia, abbiamo preoccupazione per il territorio. È così? È così, assolutamente così, perché tutti i sistemi di difesa del suolo che sono stati attivati negli anni scorsi hanno funzionato, hanno evitato che ci fossero vittime, però sono stati danneggiati. Funzionano come il casco del motociclista: quando cadi si rompe il casco per evitare che si rompa la testa, però poi il casco va sostituito. Ecco, la corsa contro il tempo è per ripristinare tutte queste opere. Ancora? Questa è l'emergenza. Ci vogliono ancora 2 anni per chiudere la partita. Nel frattempo, perché poi sono nati, per esempio, oltre 100 siti valanghivi nuovi dove gli alberi sono caduti, e di questi 86 riguardano anche abitazioni. Quindi dobbiamo fare gli appalti, la progettazione dei paravalanghe, eccetera. Nel frattempo lasciamo gli alberi lì, che fungono da paravalanghe fino a 1 metro di altezza della neve. Sopra il metro di altezza abbiamo predisposto, ancora l'anno scorso, subito dopo Baia, un piano di protezione civile che prevede vari livelli di allertamento e che arriva fino anche all'evacuazione, che non è stata necessaria per fortuna l'anno scorso. Quindi abbiamo una marea di lavoro ancora da fare. 1700 cantieri quest'anno, insomma, credo sia un buon risultato, e il prossimo anno sarà uguale e l'anno successivo ancora. Allora ci rivediamo tra qualche giorno, così almeno leggo il libro e poi le faccio le domande più cattive, va bene? Assolutamente. Grazie davvero Giampaolo Bottacin, grazie assessore. Grazie a voi. I giorni di Baia, il libro che c'è non l'abbiamo ancora visto, scherzo ancora una volta, ma è un romanzo, il diario di quei giorni vissuti dall'assessore al lavoro insieme agli uomini e alle donne della protezione civile. Noi ci rivediamo tra mezz'ora
e cominceremo dal video shock del killer degli agenti di polizia a Trieste. Grazie, tra poco.